Tutto pronto per la terza corsa dall'Arcoveggio di Bologna, un confronto per cavalli di 2 anni, vincitori da 500 a 3.000 euro in carriera. Sono in 8 dietro le ali della macchina. Non partente l'1 di Gullit, l'1 Glory Winner, Antonio Di Nardo, 2 Gaia Truppo, Lorenzo Baldi, 3 Greta dei Greppi, Carmine Piscoglio, 4 Gender S, Marco Volpato, 5 Giulia Di Celle, Andrea Farolfi, in seconda fila 7 Guernica LJ, Santomollo, 8 Gabriel Cole, Roberto Ruvolo, 9 Gitana Griff, Maurizio Cheli. Favori al gioco netti per Glory Winner, numero 2 dello schieramento, una femmina da Vivid Wise S, Victoire Winner, Eric Bondo al training per la Winner Stable, Antonio Di Nardo in salchi. Lei è la favorita nei confronti di Gabriel Cole, di galoppo nell'ultima falsa, e di Gender AS. Macchina che prende velocità. Problemi per Giulia Di Celle. Problemi per Gabriel Cole. Si parte con veloce Gender AS che prova a scavalcarli tutti al suo interno. Lungo i birilli Glory Winner che rientra, cerca di mantenersi al comando, ma passa Gender AS. Così Gender S prende il comando della corsa in 100 metri nei confronti di Glory Winner, terza posizione per Guernica LJ, all'esterno avanza Gaia Truppo. Punta in avanti e sfila Gaia Truppo. Numero 6 Giulia Di Celle, squalificato. 14,9 per i primi 200 metri di corsa, i 400 se ne vanno in 33 e Gaia Truppo è al comando. Gender S nella sua scia, poi Glory Winner, quindi Guernica LJ, ancora Greta dei Greppi che precede Gitana Griff. 600 in 46,5. Passaggio davanti alle tribune con in vantaggio sempre Lorenzo Baldi in salchi a Gaia Truppo che viene a completare il primo giro da comoda battistrada in 1-2-2. Gender S rimane in seconda posizione mentre muove all'esterno Glory Winner anticipando Guernica LJ, sbaglia Gitana Griff. Sulla curva di destra Gaia Truppo prosegue in vantaggio nei numero confronti di Gender 9 S. Gitana Griff, Glory Winner che prova a mettersi in moto al chilometro passato in 1.17,8, la leader che accelera con decisione sulla retta opposta alle tribune. Ora prende la pedalata giusta Glory Winner che prova ad andarla a riprendere, poi Guernica LJ che passa su uno stanco Gender S quando siamo all'imbocco della piegata conclusiva, 15,3 la retta di là e Gaia Truppo è in vantaggio nei confronti di Glory Winner e Guernica LJ. Gaia Truppo sempre in controllo delle operazioni a 300 dalla conclusione, si prepara a spostare Glory Winner per dare l'attacco alla rivale che è a 180 dalla conclusione, ancora in netto vantaggio, sposta con decisione ora Glory Winner che attacca Gaia Truppo, Gaia si difende, Glory attacca, passa Glory Winner che nel finale viene a battere Gaia Truppo che è seconda. Al terzo posto Guernica LJ, 31,7 da arrivare, 2,4,8 il totale, 1,17,7 il ragguaglio cronometrico per il successo di Glory Winner. Antonio Di Nardo in salchi, Eric Bondo al training, i colori della scuderia Winner Stable, la femmina da Vivid Wise S Victoire Winner si impone ancora una volta in bello stile. Soggetto interessante questa Glory Winner che batte una validissima Gaia Truppo che regge fino ai 150 conclusivi ma deve cedere il passo all'avversaria. Al terzo posto Guernica LJ.